Eccoci qua dal vivo. Buonasera a tutti. Ciao Mattia. Ciao, Siamo ciao. qui stasera con un grande artista, amico, Mattia Gardenal, che ho avuto il piacere di conoscere qualche anno fa a una festa dell'albero a Roverbasso. Mi Già, hanno già. colpito molto le sue creazioni lignee. Lui fa delle cose fantastiche che poi ci farà vedere. Mm. Ehm, Mattia, io ti ho definito Leonardo del Legno 2.0. Ma c'è una ragione, perché io ho visto quello che tu fai. All'inizio sembravano solo delle creazioni meccaniche che si muovevano seguendo il movimento dell'albero a cam, come mi avevi spiegato tu, e poi alle quali poi tu hai aggiunto della musica. Tu sei un artista comunque a 360 gradi. Parlaci tu un po' della tua arte, chi sei, presentati. Mattia è una persona normalissima, un lavoratore di... Sto a Vittorio Veneto, per fortuna sto bene, sto molto bene, ho due bambini, una bellissima famiglia e quindi mi ritengo prima di tutto una persona molto fortunata per questo motivo principalmente. E poi, ho un lavoro normalissimo, in realtà faccio varie cosette, ma principalmente io sono un trasportatore, ho un furgone, trasporto mobili, questo è il mio lavoro. E diciamo che anche se occupa gran parte della giornata, il lavoro, come per tutti, no? Come per tutte le persone normali, però poi per fortuna ho anche la fortuna di avere molte energie ancora. E ho 42 anni e tutte le energie che ho le investo nelle mie passioni e sono un creativo, sono sempre stato un creativo, ma posso dire che mi piace un po' tutto quello che è, ma tutto quello che è un modo di esprimersi senza vanità, ma come tantissime persone. Io dico che fin da bambino, dall'asilo, disegnavo molto e anche alle elementari. Beh, il disegno forse è stata la prima cosa, ma com'è la cosa più immediata, no? Per qualunque persona, quella di scarabocchiare. Anche gli scarabocchi, se uno li fa intenzionalmente e con piacere, sono espressione artistica in qualche modo. E, sicuramente la mamma, io la chiamo sempre la mamma di tutte le cose che mi piacciono fare quando creo qualcosa, è la musica, anche se diciamo che in quello che faccio può magari passare non come prima cosa. In realtà a me piace tantissimo la musica e ripeto, per me è un po' quello che la colla che tiene tutto, forse la mia passione principale. Infatti, suono da autodidatta vari strumenti, ritengo di essere bravo con nessuno in particolare, però mi diletto nel suonare vari strumenti, in particolare la chitarra, il basso, la tromba e un po' di tutto, sinceramente, anche un po' il pianoforte, ma perché no, anche l'armonica e perché no, mi piace anche cantare. E, ma mettiamoci dentro tutto senza... Va bene il minestrone. Non vorrei però rimpicciolire queste cose, no? Eh, cosa aggiungerei? Che niente, ultimamente mi sto appassionando molto anche alla fisica, ma poi come ci interagisco? Creando degli oggetti e magari alla fine riesco a fare una scarrellata, a farvi vedere gli oggetti che ho qui nel laboratorio dove sono. Ovviamente bisogna vederli dal vivo per capire cosa servono e come funzionano. Magari questa sera non riuscirò a far vedere il funzionamento,
E ultimamente realizzo degli oggetti che sono non proprio degli esperimenti di fisica, ma dei meccanismi che fanno vedere bene delle forze fisiche. E quello che cerco di fare io è di giocare con queste forze fisiche, perché molto spesso la fisica, se presentata in una certa maniera, ci sembra una magia. Ed è proprio lì il bello, perché non è magia, ma è la cosa più reale, più concreta, ciò di cui siamo fatti, la fisica, e ci governa. Ecco. E poi ripeto, forse la mia capacità è quella di riuscire a mescolare in maniera abbastanza spontanea queste cose, no? Uno fa, ma cosa c'entra la fisica con la musica e con la chitarra e con il disegno? E beh, c'entra e come? Tutto c'entra, assolutamente. Boh, poi mi fermerei qui come giusto per fare un po' Sì, di quindi tu, mi fermerei qui. tu fai praticamente un puzzle di tutte le arti e le metti assieme. Per chi non ha mai visto le tue creazioni, cerco di sommariamente descriverle io magari, ma poi le vedremo, ce le farai vedere anche tu. Sì, io ti ho visto e ti ho conosciuto alla festa dell'albero e dove c'erano delle creazioni tutto sommato, definirle semplici è un po' riduttivo perché c'erano questi meccanismi che si muovevano azionando delle manovelle e il legno si muoveva in una certa maniera. Poi, rivedendoti nel tuo atelier che hai lì vicino a Piazza Duomo a Vittorio Veneto, mi hai fatto capire di questi, che a questi movimenti avevi aggiunto della musica. È stato molto interessante vedere, mi sembra, questo beatbox che tu lo chiami così o no? Mi sbaglio? No, Eh, beh, dai, parliamo di questa cosa. Come dicevo, la musica è un po' quello che mi interessa di più, sopra di tutto. Buona parte degli oggetti che faccio, delle mie creazioni, stiamo parlando di questi oggetti di legno che realizzo, sono degli oggetti meccanici. Prima ho iniziato a copiarne alcuni che ho visto, sono degli oggetti che non si vedono facilmente in giro, ma perché sono dei giocattoli meccanici che funzionano con una manovella di lì. Si gira la manovella, questa manovella aziona una ruota piuttosto che altri semplici principi di meccanica e si muovono delle cose. Sono degli oggetti veramente semplici per il loro funzionamento. Quello che secondo me è bello è insomma, il fascino che poi dà il legno, la cura dei particolari, e un po' la bizzarria di questi giocattoli che sono simpatici fondamentalmente, no? E, un bel giorno mi è venuta l'idea, assieme a degli amici, devo dire, di provare ad applicare dei microfoni a questi meccanismi che si muovono. Prima di fare questo però ho applicato dei motorini in modo che non fosse necessario star lì a girare la manovella, ma questi meccanismi, una volta acceso il motorino, tramite una cinghietta o un elastico in maniera proprio rudimentale, mentre questi meccanismi si muovevano, io ho cominciato a provare a mettere dei microfoni nelle parti dove sfregava qualcosa, dove toccava qualcosa. E l'intuizione era giusta, cioè un moto regolare meccanico, se vengono catturati dei rumori, quei rumori, per forza di cose, si ripetono in maniera regolare. E così ho deciso di prendere un po', di mettere un po' a fuoco questa cosa e il progetto si chiama Beat Engine, che vorrebbe dire il motore che genera un beat, che genera un ritmo fondamentalmente, no? Un motore che genera un ritmo. Il motore è il simbolo della meccanica, e il meccanismo, no? E il beat è insomma la cellula ritmica, la cosa più elementare che poi quando uno sente magari inizia a muoversi e a percepire del ritmo e della musica.
all'inizio, diciamo, questo sviluppo musicale era stato piuttosto semplice, tipo solo un battere e un levare. Quindi cosa significa? Un semplice tu, tu, tu. Questo lo si può immaginare facilmente, adesso che non ve lo posso mostrare, ma un pistone, cosa fa un pistone? Va su e giù. Se noi cerchiamo di ascoltare il colpo che è quando il pistone va su e il colpo quando il pistone va giù, abbiamo proprio questo tu, 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 ed è assolutamente regolare, a tempo e ripetitivo. Questo, se uno vuole, se uno è un po' aperto mentalmente, predisposto, oppure semplicemente se uno mi vuole credere, è già un ritmo. Da qui, da questa idea, io poi ho sviluppato, ho fatto, penso che ormai ho superato i 15 marchingegni piuttosto elaborati, grandi, appariscenti, perché poi l'idea è venuta anche quella di rendere spettacolare queste creazioni, no? In modo che la musica... Scusa, ti interrompo. Farai delle mostre di queste cose? Hai in mente di metterle in mostra o di farle vedere da qualche parte? Allora, beh, come sappiamo bene in questo periodo cosa c'è, no? Che ci ostacola tutti Sì, quanti. C'era un programma per quest'estate, delle belle cose, purtroppo sono saltate tutte. Però, beh, io invito tutti qui a Vittorio Veneto, in Duomo a Ceneda, vicino alla biblioteca c'è un edificio rotondo che si chiama La Rotonda di Villa Papadopoli. Io qui dentro ho uno studio e espongo, fondamentalmente è uno spazio espositivo dove ho questi oggetti. Ne ho qualcuno qui alle mie spalle, ma prendo questo e faccio Quindi vedere. chi fosse interessato a vederli, ecco, guarda che bello. Esatto, vedrete che a breve, quando si potrà, insomma, questo posto è anche aperto al pubblico. In questo momento sappiamo che non è proprio il caso di fare queste cose. Ma questo è un oggetto, ma ne ho tantissimi. I bambini vanno matti. I bambini si divertono molto. Difatti, tu sei stato così generoso da regalarmene uno che riproduce il movimento di un'onda, di una barchetta, e in questo momento si trova, esatto, ecco, sì, è questo. E una copia di questo, quello che mi hai regalato, l'ho, diciamo, prestato alla biblioteca di Colonia, Ma mi è arrivata questa notizia che mi hanno detto dove, una cosa in dove i biblioteca. bambini Ho entrano. pensato, ma io non l'ho dato, e poi ho pensato che era zampino tuo. Ho pensato I che fosse bambini entrano e si divertono con questa cosa, quindi sicuramente ai bambini piace molto questa cosa. Tu hai anche un sito, no? No, non ho un sito. Beh, c'è la mia pagina Facebook dove si possono vedere un po' di cose Ah, e, ecco, sì, il cane che si muove. quando si potrà venite a trovarmi a Vittorio, che qui insomma c'è un po' di cose da vedere, ci sono, e poi magari e così. Che è una domanda che sembra semplice, ma non lo è. Cos'è Sì. l'arte? Cos'è l'arte per te? Allora, questa è una domanda che mi spiazza spesso, e quindi ti rispondo nella maniera cosa mi viene in mente adesso. Io sinceramente non lo so, è una cosa che ricerco. Mi viene da dire che l'arte è qualcosa che riguarda il nostro futuro. E perché? Perché lo collego innanzitutto a una spinta sincera, no? Cioè, per produrre dell'arte in qualche maniera bisogna mettersi a lavorare con la testa, con le mani, con delle azioni ben precise. E quindi già di questo di per sé, anche se sembra banale, è già tanto. C'è una spinta, ma questa spinta, per quanto mi riguarda, è proiettata verso il futuro, perché per fare dell'arte bisogna immaginare. E immaginare è una proiezione verso il futuro.
Quando un grande artista riesce a fare questo, è una cosa che ho sempre visto io, quando ho visto qualche opera che mi piaceva un sacco, che mi attirava, che mi dava delle emozioni, ho sempre pensato che in qualche maniera quella cosa era proiettata verso il futuro e è destinata a mandare dei messaggi in futuro, in qualche maniera anche a inventare il futuro, perché una cosa che un artista fa adesso, la fa per sé, la fa per gli altri, e se è qualcosa di valido, in qualche maniera spinge in avanti, quella immaginazione, quell'idea spinge in avanti. E se posso fare un altro esempio che ho già utilizzato, però secondo me è molto calzante, pensate a Leonardo da Vinci, che insomma si può dire che è stato un grande artista, no? Oltre che uno scienziato probabilmente, anzi, oltre che uno scienziato. Però quando Leonardo da Vinci, quando non esisteva il trapano, per dire, no? O non c'erano le viti come le abbiamo noi adesso, facili da abitare, ma Leonardo da Vinci, per esempio, ha immaginato l'elicottero. Non avrebbe mai potuto realizzare un elicottero funzionante, però lui l'ha immaginato. In quel momento l'elicottero aveva i minuti contati, sono passati 500-600 anni, non lo so, però un grande artista immagina una cosa, forse quella cosa è destinata a diventare concreta. Per me funziona così anche adesso. Cioè l'arte quindi è una proiezione dell'uomo verso il futuro, Sì, non un'espressione del presente? è anche espressione del presente, però c'è un forte collegamento con l'ambizione del futuro. Ovviamente si immagina un futuro bello, io me lo immagino sempre positivo, è una spinta che riguarda poi tutti, no? Mm. E un'altra domanda che volevo farti. In tempo di coronavirus, come hai vissuto tu l'arte? Hai avuto più tempo? Hai potuto lavorare? Cioè, hai potuto svolgere il tuo lavoro, quello che fai normalmente di autotrasportatore? O sei stato costretto a casa anche tu e hai fatto ti sei lasciato andare all'arte, hai fatto più opere di prima o ti sei fermato? Come hai No. vissuto questi 2 mesi? Allora, ti rispondo e mi dà anche l'occasione per dire una cosa, per ribadire una cosa. Io, sono stato come tanti fermo 2 mesi, proprio fermo a casa e quindi mi sono dedicato un po' alla famiglia, ovviamente che normalmente si è via dal lunedì al venerdì al sabato tutto il giorno, i bambini si vedono poco qua e là, ho avuto modo di stare un po' con i bambini. Mi sono sicuramente dedicato a costruire delle cose anche con i bambini, quindi voglio dire quello che farebbe qualunque persona normale. E, e poi mi sono rotto le palle, sinceramente, cioè dopo un mese e mezzo, gli ultimi 15 giorni li ho passati un po' veramente appesantito perché mi mancava un attimo la routine, il lavoro, perché io penso che, ma io proprio funziono così, io ho bisogno di, se potessi dedicarmi interamente all'arte, probabilmente non concluderei, non concretizzerei tante cose. Eh, e mentre, cioè, questo è un po' un consiglio anche per tutti, no? A volte ci si sente stanchi dopo la vita quotidiana, la quotidianità. E se si riesce a provare a rompere quella forma, magari a volte si scopre che nella stanchezza le idee sono migliori. Ma guarda, cito una persona che è del nostro territorio, che però spesso mi dice delle cose sagge, poi è un personaggio che può piacere o no. Mauro Corona ha detto una cosa che a me è rimasta, l'ho sentita molto mia. Le idee brillano nella stanchezza. Vuol dire che ti devi stancare fisicamente, probabilmente con il lavoro. Io penso che l'uomo sia un animale fatto per correre, per muoversi,
darsi da fare, no? Ma come tutti gli altri animali, no? Per vivere. Però l'uomo ha questa cosa in più. E Mauro Corona dice: quando sei stanco, ti sei guadagnato la giornata, in quel momento forse se ti ascolti, il cervello ti dà le idee migliori, vengono fuori lì, della stanchezza. Anche perché il cervello non ha, certo si stanca anche quello, non sto dicendo questo, però insomma quando non siamo proprio esausti, il cervello forse dà il meglio proprio perché insomma magari il resto del corpo ha dato. Non so se mi sono spiegato. Sì, sì, no, è come una specie di, diciamo, la stanchezza ti porta a un livello cerebrale che è di tranquillità e di pace Ah, che di ti pace. dà la possibilità di creare con più Direi di pace, sì. saggezza. Saggezza è un po' troppo la parola, ma ecco, con un po' di più tranquillità Di e pace, forse di vengono pace. fuori le idee. È come un mare che si è calmato tutto sommato e che, dal quale puoi togliere, tirar fuori delle idee, Non neanche. parlerei di male, non parlerei di male. È No, no, necessario. mare. Ah, mare, perdono. C'è Esatto. sì, un mare che, diciamo, durante la giornata le onde, poi alla sera quando sei stanco c'è questa calma piatta da dove tu puoi estrapolare le idee e lavorare, magari lavorarci sopra, o non lo so. Sì, sì, Comunque, sì. sì, è Quindi, interessante anche questo punto di vista. mm. Bene, allora niente, facciamo vedere un po' di opere, un paio di Sì, minuti e poi ci va bene, allora, salutiamo. guarda, semplicemente faccio così perché non posso interagire con gli oggetti se tengo il video in mano, no? Quindi Sì. faccio una scarrellata per vedere gli oggetti che ci sono qui. E in questo spazio, appunto, io pian pianino tolgo degli oggetti e ne porto altri, anche perché non voglio che sia saturo, pieno, perché sennò si rischia di non vederli tutti, di non apprezzarli, no? Ho notato che quindi ho lasciato un po' di oggetti qui dentro, comunque ce ne sono un bel po'. Faccio una scarrellata, va bene? Ok, bene. E chiunque voglia venire a trovarti può venire durante la settimana, quando è che può trovarti lì nel tuo Allora, ripeto, atelier? in questo periodo ci hanno detto che la struttura non si può tenere aperta, però generalmente quando si finirà questa cosa, il fine settimana, spesso il fine settimana, il sabato e la domenica, questo posto è aperto Ah, e siamo a disposizione. benissimo. Se uno vuole essere sicuro, è meglio mi contatti su Facebook o in qualche modo e se E vi è mettete sicuro dico d'accordo per il mio vedere laboratorio è aperto. eventualmente. In questa struttura ci sono un'altra decina di artisti di Vittorio Veneto, ci sono pittori, altri scultori e insomma ci sono varie cose da vedere. È uno spazio che vi mette a disposizione del comune, vero? Sì, sì, sì. Diciamo che questa è una gran fortuna per me. Sì. Benissimo. Vediamo le tue opere allora. Va bene, aggiungo solo che faccio una scarrellata veloce, ci sono anche il mio laboratorio, lo condivido con un altro ragazzo che si chiama Giuliano Pagot e lui fa altre cose, si occupa di natura e ready made, cioè il rivisitare oggetti di qualunque tipo, ma soprattutto oggetti magari abbandonati dall'attenzione umana come cose che si possono trovare in discarica. Lui riesce a reinterpretarle e a dargli nuova vita, ok? E quindi faccio una scarrellata, va bene? Certo, certo. Sono le margherite che, che girano con il fuoco. Adesso sono un po' stanche, però basta mettere qualche candelina in più e iniziano a girare tutte quante. E allora andiamo qui ci sono il bruchetto, questi sono i giocattolini a manovella che vi dicevo, ce n'è uno un po' di più grande. Questa è la galleria per le farfalle, quello è un relitto ferroviario, Mm. quello è un marchingegno che serve per fare musica e l'ho appeso perché mi piace, è dedicato a Frank Zappa
E questi sono altri marchingegni che servono a fare musica. Questa è una scultura fatta con il filo di ferro. E se si muove, si osserva dal vivo, da varie angolazioni, si possono vedere molte cose. Io la sto girando, no? Con una mano, non so se si vede. Sì. E vi garantisco che dal vivo, girandola, muovendola, spostandosi, si dà l'impressione che cambino le facce, le Sembra una espressioni. faccia a vederla così, sinceramente. A me sembra una faccia. No, è una faccia, È però una cambia faccia. espressione Cambia girandola. espressione, è vero, è vero. Bello, interessante. Un motorino. Questo per esempio è proprio per far vedere ai bambini come è fatto un motore, no? Ah, ecco i pistoni che vanno su e giù, sì. Queste sono altre creazioni che riguardano, ma questi sono proprio dei giochi meccanici. Questo invece è una delle tante macchine che fanno musica e anche questa viene azionata. Vi lascio la curiosità per quando verrete a trovarmi. Beh, questa riesco a farla funzionare, è una pista per le biglie. Non so se si vede la pallina. Sì, che sta salendo. Sì. A fianco del legno, sì, c'è che la pallina lì. Ecco. Speriamo non vada fuori, ogni tanto Arriva succede. su. Eccola. Ci credo che ai bambini piaccia vedere queste robe qua, eh? E voilà, ha fatto il suo giro. Ingegnoso e semplice, però accattivante allo stesso modo. Queste sono altre macchine che fanno musica. Beh, questa è una macchinona che fa musica, però ripeto, venite a trovarmi se volete sentire come funzionano. Questa è forse la macchina più complessa che ho fatto, che è facilissima da suonare, perché basta appoggiare degli oggetti sopra, ma ora non riesco neanche proprio perché ho. E come vedete, insomma, lì c'è un pendolo di orologio, e anche quello diventa uno strumento musicale. Qui c'è un'altra macchina, questo è un consiglio per i motociclisti di andare piano, infatti si intitola Va piano. Girando la manovella, che non so se si vede, questa ruota gira velocissima, l'omino comincia a vibrare con un'espressione di questo tipo e insomma è una cosa seria, è una cosa molto seria. Qui come vedete ho una sega, una vecchia sega che la uso per suonare, per terrorizzare le vecchiette di solito, ma anche i bambini, quelli che non stanno buoni. Che non so se lo sapete, la sega fa Fa un quel suono suono un po', sì, tipo molto bello, violino. ma che ricorda spesso, non so, i film dell'orrore, un ululato, così. È vero, è Questo, per vero. esempio, questo è uno dei tanti esperimenti di fisica che ho realizzato. Adesso non so se riesco a farlo funzionare perché ho una mano sola. Ho dato una spinta a queste palle, no? A questi pendoli. E loro cominciano ad ondolare, però cominciano a formare delle forme assolutamente che uno non si aspetta se non sa quali sono le forze fisiche che ci sono dietro. In realtà è una cosa piuttosto semplice, e sopra ci sono degli occhietti che di conseguenza... Troppo forte. Vabbè, questo qui è un omaggio a Stanley Kubrick, ma perché mi piace un sacco. E ripeto, queste cose sono da vedere dal vivo, venite a trovarmi. Allora io lo lascio andare, tra un attimo ripunto e vedremo cosa è venuto fuori, va bene? Certo. Vedrete che si formano 2 serpenti, poi 3, poi torna tutto una linea dritta alla fine. Caperi. Ma hai mai pensato di portare queste, ad esempio, tutte queste opere adesso va molto di moda usare gli spazi aperti, non so, una piazza, non so, a Serravalle che c'è quella bellissima piazza, o anche lì in Duomo, esporli con un certo distanziamento, in Ma modo che le sì, insomma, in persone certe possano ci sono fruirne. delle occasioni per fare queste Sì. cose. Io ti dico la verità, non farmici pensare che sto periodo
veramente avevo in programma 2 bei festival e delle belle cose, purtroppo che sono saltati. Beh, speriamo ma che si torni ci saranno altre possibilità, sì. sicuramente. Stavo inquadrando un po' gli oggetti di Giuliano, il mio amico che è qui con me, insomma, guardate questo, lui gioca molto con i nomi, no? Per esempio questo è passato di pittura. Sì, mi ricordo. Questa che cos'è? Una grattugia. Ok, questa dietro c'è una lampadina, basta mettere una candela e questo è un oggetto che si intitola Grato alla luce. Sì. Questi sono dei soffioni che lui ritrova ovviamente dopo aver... Beh, non so se si vede, ma sono enormi, sono quasi grandi come la mia mano. In effetti. Dei soffioni che lui riesce a conservare un'atmosfera insomma priva di aria e non so, mi sembra che usa la macchina del tempo per andare a prenderli direttamente nel Giurassico perché sono veramente enormi come i dinosauri. Qui ci sono appunto tutta una serie di installazioni di foglie che noi raccogliamo e queste si può interagire togliendo le foglie e mettendone altre di altri colori e qui ci sono tutta una serie di cassettini, non so se si vede questa cassettiera Sì. recuperata in un mercatino che ha vari cassetti, insomma qui si può aprire ogni cassettino, per esempio qui dentro c'è il Latin Lover che noi altro fatto appunto di una lattina con una piccola mela rossa dentro. Proviamo ad aprire questo. Ah, qui c'è un altro oggetto strano. E ogni cassettino, come vedete, so, qui c'è la presa per il cuore. E così le altre si vedeva? Bello. Si Sì, sì, vedeva? ho visto molto bene, sì. Ecco, dai, vi aspetto, venite che... Certo, certo. Così. Bellissimo, guarda, è stato un piacere Anche per me. parlare con te dopo tanto tempo, rivedere. Io sono stato lì e mi sono veramente divertito. È giusto che tu abbia lo spazio e il riconoscimento che meriti perché hai una mente poliedrica veramente interessante da scoprire. Tutti i tuoi lavori, non solo la musica, ma anche tutto il resto che riesci a fare. Trasmetti delle cose positive a tutti, ai bambini, ai grandi, ai vecchi, e questa è una bella cosa che non è facile da trovare. E Ti quindi grazie per correggo, quello che direi fai. solo i bambini, sai? Solo i Sì? bambini perché i vecchi non accettano. No? Beh, io Voglio sono dire di pieno di scherzo e mi piace. curare il bambino che c'è dentro, volevo dire questo. Esatto, questo bisogna tenerlo presente. Esatto. Comunque, Mattia, ti ringrazio veramente infinitamente di aver accettato il mio invito stasera e speriamo di rivederci e di poter interagire di nuovo con le tue macchine, con le tue creazioni e di poterti vedere ancora con qualche novità anche nel futuro, che sono sicuro sarà pieno di cose per te. Ti ringrazio Pio, io ti ringrazio per questa chiacchierata e quando volete visitare qualcosa senza andare troppo lontano, poi là venite a Vittorio, contattatemi, che è facile, in qualche maniera mi trovate. E, e venite a trovarmi, insomma, che ci sono molte cose curiose da vedere. C'è un amico che ti saluta, un certo Claudio Buttazzi, qua in Ciao! diretta, e così. E con questo concludiamo la nostra diretta. Grazie Mattia e alla prossima. Grazie a E te, Pio. Ciao. grazie ancora. Buon Ciao. ritrovo. Ciao.